Telesystem vi invita all'ascolto di Viva Radio 2. In diretta dalla Sala B di Via Asiago in Roma. Viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Fiorello e Marco Baldini. 1, 2, 3, 4. Viva Radio V, Viva Radio V, Viva Radio 2. Viva Radio V, Viva Radio V, Viva Radio 2. Va, anche le trombe ci sono oggi. Viva Radio 2. Buongiorno. Viva Radio 2. Baldini, buongiorno. Buongiorno Fiore, Buongiorno, stai Fiore. bene? Buongiorno Baldini, tutto bene? Abbiamo un gruppo di Italian Frodo Boys. Sì, con le trombe. Sono i fan di Frodo, il nostro Enrico Cremonesi. Tra l'altro sono qui per festeggiare la promozione del Massafra in Serie B di basket. Regaliamo questi momenti di gioia ai nostri radioascoltatori, che queste belle trombe entrano nei microfoni, escono dagli altoparlanti Entrano nelle macchine, nelle case. Ma sono tante le cose da festeggiare. Il Napoli in Serie A, il Genoa in Serie A. Grazie. No, tanto bella ieri quella partita. Rosa Russo Ierbolino è felice per il Napoli là, sì? Lo sapevi? Sì. E ha fatto una dichiarazione, ha detto ci saranno nuovi posti di lavoro. Pensiamo a tutte le tipografie che stamperanno i biglietti falsi certo, per le partite di Serie A. Questa battuta è sempre opera di Cassini, diciamo, napoletano, perché poi Napoli dice perché sempre noi quelli che facciamo le truffe? Alla casa lì a Positano. Sono truffe goliardi, che è stato bello questo gemellaggio ieri, che durante la partita a un certo punto un calciatore del Napoli ha abbracciato uno del Genoa durante la partita, l'arbitro li ha guardati e ha detto che è stato a fare? Cioè che si abbracciavano negli ultimi minuti. Vabbè, erano contenti. Oggi parleremo di qualsiasi cosa, veramente. Tipo? Da quanto tempo è che non ci sentiamo? Ben 3 giorni. Sì, tanto io non ti vedo. Dove sei stato oggi? Che sei fatto? Sei stato a una conferenza stampa? Sì, quella oggi, del programma che parte il 13 di Frizzi Frizzi sul circo. E sei andato, io facevo la foca. Come mai ti hanno chiamato a te? Perché un ho programma fatto con il 2 circo? Hai fatto la foca veramente? Come fa la foca? Fai vedere. Facevo la foca con la palla. Ma senti come la fa? Famoso Viva la foca. La fa bene la foca, la fai veramente bene. Oggi avremo. Allora, oggi un ospite ci ha dato buca. Ah sì? Sì, un ospite ci ha dato buca. Allora, quando gli ospiti ci danno buca, noi ne chiamiamo sempre uno che è sempre pronto a intervenire. Sì. A un certo punto non sapevamo che fare, abbiamo chiamato Luca Barbarossa. Mi ha detto ciao Luca. Che ancora non c'è, no, ma arriverà. A un certo punto faccio Luca, sì, vieni. Dormiva. Sì. Luca, ciao. E non sapevo, non è che potevo dirgli Luca vieni come mai? Io ho detto la verità, senti, sai, uno oggi ci ha possiamo dire che ci ha dato buca. Che fa, devo venire io? Già sapeva. Non l'ha detto proprio con questa voce, poi ce lo racconterà lui, però noi siamo contenti perché è un caro ragazzo, è bravo, poi con la canzone Aspettando il 2000 ci piace molto. Poi lui è uno che, avendo fatto l'artista di strada, dove lo metti canta, suona, gli butti 2 monetine così lui si accontenta. Non ci dice mai di no, soprattutto. No, e soprattutto non può parlare perché non c'è, dunque non può parlare ancora. Possiamo dire qualsiasi cosa. Può fare un sacco di gesti, se lui fosse qui potrebbe fare dei gesti. Farli, ma non... Allora fermiamo un attimo tutto, fermiamo un attimo che è tutto, successo? perché dobbiamo annunciare, quando c'è l'annuncio bisogna fermare le macchine, fermarsi, prendere, respirare, respira. Questa è più una respirata, sembra una pippata, lo possiamo anche. Sembra. Dai, su. Allora, pronto? Abbiamo respirato, calmiamoci. Enrico Cremonesi, sei pronto? Fai lo stacco? Facciamo, bravo, questo effetto. Signore e signori, da lunedì prossimo alle ore 21:30, quindi di sera, su Rai 7. Su Rai Sat Extra, quindi canale credo 120, quello è premio 120 canale 120 per una settimana, tutte le sere potrete vedere Viva Radio 2. Tutte le sere per
5 sere di Sai fila. che balle, poi. Faremo la diretta della trasmissione alle 2:20 come sempre. Però e poi la sera poi si potrà vedere. Se ad esempio io dico Baldini, ma come ti sei vestito? E poi vi dirò stasera guardate e potrete vedere molte cose che uno dice chissà come hanno fatto quella cosa lì, si può anche ora però la TV non c'è, no? No. Dunque, mi sfogo prima. Ma c'è Marco Lui? C'è Marco Lui che riprende, quindi io potrei da lunedì mandare in onda delle cose che succederanno anche oggi. Anche oggi. Questa è una notizia importante. L'altra notizia è che siamo già a metà dell'opera, perché il CD di Viva Radio 2 è primo su iTunes e oggi è arrivata la notizia, è primo nella classifica delle compilation. Ora manca il risultato, quello di domani. Cioè domani c'è la classifica, quella vera, diciamo, no? Quella dove combatteremo in modo così bonario con tipo Pausini, Tiziano Ferro, Michael Bublé, che ti posso dire? Chi Guarda c'è? la targa. Chi? Antonacci, tutta gente, 8816, Max Pezzali, Irene Grandi, tutti quelli cantanti. Io ho già preparato le Golden Lady, Perché? Perché mi sa che se io pure 24 denari ce l'ho. C'ho 24 denari e mi sono messo pure la crema S. Vengel, quella che ti fa le gambe più affisolate. E quella la lametta, quella che rota, quella lì, sì, quella per depilarsi. Il Depil Electric, quello lì mi metto, quello lì bellissimo. Bellissimo. Poi dopo pensa, mi sono venute anche le mestruazioni questa settimana. Davvero? A furia di parlare dei personaggi, Baldini è mestruato. Ale. Lui non ha un ciclo, ha, come diceva Pieraccioni, un ciclone. Non prendiamo questa via. Prossimo. Ma io pure sento dei dolori in basso ventre, ma è quello? È quello. Oddio, comprerò le ali. Minchia, ho messo una mano, c'erano le olive a bagno. C'ho la mano piena di salamoia. Questa cosa che Marco Lui non sta riprendendo, fagliela rivedere. Ho messo le mani. No, perché dovete sapere, siccome ci arrivano tante cose, lui pensava fossero dei biscottini. Sì, e c'è la salamoia. Invece c'è la salamoia delle olive. Certo che siamo a livello. A proposito di olive, un saluto a Luca Sardella. Perché... è vero. No, ormai è uno dei nostri, Luca Sardella, il sardellone nostro, perché ti ricordi l'altra volta che io dissi, pensavo fosse una battuta, no? Una battuta, se mi metti il disco ti regalo un culatello. Mi è arrivato un culatello gigante? No, sarà di Giuliano Ferrara, perché è una cosa enorme, un culatello, tutto che io non so come tagliarlo, perché quello lì va solo affettato, no? Te ne darò metà. Grazie. Perché adesso mi ha detto che se gli rimettiamo il disco ci regala una bresaola della Valtellina enorme con le corna, perché... quindi lì dopo passiamo il pezzo di noi ci vendiamo veramente per poco. Allora, altre notizie. Sì, sta notizia io non so come fare per il Monsignor Bagnasco. Sapete, no? Monsignor Bagnasco lo continuano a minacciarlo. Continuano a minacciare. Dov'è la notizia di Bagnasco? Eccolo qua, notizia. Altri 3 proiettili gli hanno mandato inviati a Monsignor Bagnasco. Il vescovo replica, ha fatto una replica che abbiamo solo noi, dice grazie ai 3 proiettili, ora il caricatore è pieno. Quanti gliel'hanno mandato? E attenzione, che quando un vescovo con il fucile incontra un terrorista con la pistola, il terrorista è un uomo morto. Ma scherziamo anche su questo, cari amici dell'Osservatore Romano, e noi veramente vi vogliamo bene perché quando parlano di noi, è da un po' che l'Osservatore Romano non parla, da quando non facciamo più Padre Georg, non ci cagano più. È vero. Va bene, ma noi gli vogliamo tanto bene, vero? Che c'è? Ringraziamo chi ci ha portato la bombardina. Scusa, Marco Lui, che cosa fai tu? Il tuo ruolo qual è? Funghi. Cioè, lui dovrebbe filmare delle cose, sta appoggiato e ride. Non sei del pubblico, ok? Non sei pubblico. Ciao. Eccolo. Come l'ho alzato mi si il colesterolo a 400. Allora è arrivato la bombardina, una cosa che si chiama bombardina, è una bottiglia con un liquido giallastro a base di cos'è? Uovo, cosa c'è? No, aspetta, provo, Vai, signori. Rullio di tamburi. Allora, Baldini beve la bombardina. Com'è? È forte? No. Allora, mentre Baldini si riprende, il nostro Enrico Cremonesi col suo stacco per iniziare Viva Radio 2!
Che cos'era Baldini? Non lo so, ce n'è un altro senza etichetta, non so ragazzi, cos'è. dovete smettere di portare queste cose qua. Annusiamo, questo decolla. Allora, da lunedì queste cose si potranno vedere. Signora, a te la prego, signora, la prego. C'è una signora che per forza, che noi facciamo un programma, che se lei tutto il tempo si mette lì a dire io non so cosa, vedrà che dopo lo faremo in qualche modo, deve parlare con la redazione, signora, non deve dirlo direttamente a noi. Adesso arriverà la redazione, si occuperà di lei e in men che non si dica lei sarà on air, perché lei non mi faccia così tutto il tempo, perché sennò io mi distraggo. Ecco, guardi, sta arrivando il 50% di Bruce Willis, eccolo là. Eccolo là, ecco, questo lo vedrete, si chiama Giovannino Testa Armata. Cos'è in testa? Una cozza. Si chiama Testa Armata proprio. Davvero? E c'ha quella testa lì, pensate. Ora Testa Armata studia il caso della signora e dopo ce lo pone. Lo faremo. Abbiamo musica? Vai. È il caso di una toccata, e ci vuole il caso di una toccata di un po' di fortuna. Pensate, questa canzone è la canzone preferita da Luca Barbarossa. Sì, ha detto io vengo da voi solo per sentire quel pezzo perché porta bene. Bene, vai. Pronti? Vai. Tuca culos, tuca culos, tuca culos. Signori, penso che scalerà le classifiche. Tuca culos. E vai! Eccola! E vai! Allora sappiate amici, ora cominciamo subito perché ci dobbiamo collegare, Sì. dobbiamo collegare con il Quirinale, Sì, perché non so come l'ha presa Napolitano con la vittoria del Napoli. Poi il c'è Napoli stato Bush, sarà adesso tornato ai suoi appuntamenti istituzionali più importanti. Esatto. Sentiamo se il Quirinale ora ci risponde. Chiamiamo il prefisso, eccolo qua. Ha avuto Bush, il Napoli in Serie A, chissà come l'ha presa, che il presidente Napolitano è anche napoletano, dunque insomma, ma sai, lui è un'alta carica dello Stato, non penso che insomma, sentiamo se c'è. Pronto? Centralino del Quirinale, buongiorno. Che cosa posso esserle utile? Lei è molto formale oggi, eh? Ci può passare il presidente Napolitano, per favore? Il presidente è occupato in una riunione ai massimi livelli politici e istituzionali. Non so se può essere disturbato. Attenda un attimo in linea, provo a metterla in Vabbè, contatto. saranno messi al lavoro adesso alacremente, ai massimi livelli istituzionali, che sarà mai? Sentiamo un po'. Ecco, le passo lo studio privato personale del presidente Napolitano. Sentiamo. Che è sta roba? Uè, De Laurentiis, passami un tarallo. Ma- Vieni. Gigi, Alessio, vieni, acchiappala da D'Angelo che sta ballando in coppa tavola, vieni, sta ballando con bassoline, va, ehi, vai, siete pronti in coro? Allora, Iera, Cacà, Eto, si ti avvallere calaio. Iera, Cacà, Eto, si ti avvallere calaio. Sì. Totti, Traiano e Gattuso, attenzione, allargammo opportuno. No, presidente, buongiorno, che sta facendo? Care paesane e care paesani, sto presiedendo un importante consiglio di Stato. Ecco, se ha il Vedete singhiozzo. in che stato siamo? Non si Ci sente. sta Cirino Pomicino in tanga azzurro che sta cavalcando una senatrice vestita da ciucciariello napoletano. Questa sarebbe l'importante riunione? Cos'è la festa per il Napoli in Serie A? Ehi, chiudo la porta. Certamente, Baldini. Fino ad oggi è l'avvenimento politico più importante verificatosi durante la mia presidenza. Addirittura più della visita di Bush? Avete notato che il presidente Bush è partito ieri mattina presto alle 8? In realtà era previsto un pranzo ufficiale o Quirinale, ma poi mi sono ricordato che c'era la partita da Napoli. Ecco. Allora gli ho detto, Bush, sentiamo pure. Parliamo da uomo a uomo, da presidente a presidente, da George a Giorgio. L'ho guardato negli occhi e gli ho detto, Bush, tu te ne devi proprio sì, te ne devi e non ti fuggire. dico anche cosa gli ho detto a un certo punto, gli ho detto proprio numero hai capito? Proprio in inglese gli ho detto, ok. Bush cosa ha risposto a questa sua esortazione? Mi ha detto, mi fa, no,
caro friend. Caro amico, certo. Noi così, ma noi volevamo, ma detto, dobbiamo parlare dell'Italia. Ma figuriamoci a me che cazzo me ne fotte l'Italia quando ci sta la partita da Napoli. Senta, ma poi come l'ha risolta sta cosa? Fortunatamente ha già scoperto che Bush è allergico ai frutti di mare. Ah. Allora ha detto, lo sa solo lui, Bush, vabbè, vuoi rimanere a pranzo? Ho fatto preparare un antipasto di cannolicchio, uno spaghetto a vongole e un'imbepata di cozze. Mi ha detto vengono pure Cossutta, Di Liberto e Gennaro Caruso di Rifondazione Comunista. Proprio... Senta, e Bush cosa ha fatto? Se ne è fuiuto. Se ne è fuiuto, è zombata la coppa all'aereo, non l'ha già vista più. Certo. Niente, finito. Senti, ma scusate, devo tornare alla mia importante riunione. Okay, riapra pure la porta. Un attimo, vai. Eccoli qua. Ehi, Maronna Cammuino. Ci sta Rosa Russo Iervolino in topless, che si bacia il busto in marmo del presidente Enrico De Nicola, pure lui di Napoli. Ah, pure lui, Iera, Caca, Eto, si da guardare cala io. 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 Bene, grazie al presidente Napolitano. L'ha presa bene, l'ha presa. Attenzione, attenzione, tassa sui cani in Sardegna, ultima notizia. Sì? Tassa sui cani, multato su una spiaggia Ron, incredibile, che dichiara non è un cane, è Lucio Dalla. Stava insieme con Lucio, stavano a farsi il bagno, roba da matti, incredibile, sono notizie che... Stupido. Che c'è? No, mi stava dicendo a me, capito? Signori, una sorpresa, prepara lo stacco che tu non avrai preparato, nessuno avrà detto sicuramente ad Enrico Cremonesi dello stacco che bisognava preparare per quest'ospite trionfale a sorpresa. Adesso Bozzi sta si mettono d'accordo, fiati si svegliano dal torpore in cui erano i Muppets caduti. Guarda, signori, datemi tutto, la scheda che avevamo preparato, caro 50% di Bruce Willis. Ci siamo, signori, eccoci qua. Non ci potevamo credere, invece è vero. Vai con la musica, parte lo stacco. 1, 2, 3, 4. Signori, sta per fare il suo ingresso il, speriamo, campione dei pesi massimi leggeri, Vincenzo Cantatore. Ciao Vincenzo. Vincenzo, vieni qua, Vincenzo Cantatore, faccio vedere, dov'è Marco Lui? Io t'ammazzo. Ti faccio menare da Cantatore. Scusa Cantatore, mettiti vicino qua. Che c'è il microfono. Ecco qua. Allora Vincenzo Cantatore ha lasciato gli allenamenti perché guardate questo manifesto, ci sarà il campionato d'Europa EBU, massimi leggeri. Ci sarà l'incontro il 22 giugno alle ore 21, piazzale del Colosseo, quindi proprio una roba davanti al Colosseo. Se non si ammazzano di legnate li sganciano i leoni. Contro Vincenzo, chi è questo Gurov? Gurov è russo, com'è? È tosto? Sì, soltanto 1,97 m. 1,90 m, mena, diciamo così, mena. Sì, viene per spezziere in due. È vero? Ha una bella fortuna. È biondo, c'ha un bel Gurov. No, non è biondo, è moro. È moro, sto figlio della migna. No, era così giusto. 1,97. L'hai già incontrato qualche altra volta? No, non l'ho mai incontrato, l'ho visionato in videocassetta. Ah, ti sei visto le videocassette? Quanti ne hai uccisi? Svariati, ha 34 vittorie per KO su 39 incontri. E le altre che ha fatto? Aveva raffreddore. Qualcuno l'ha perso e qualcuno l'ha vinto punti. Quindi è più alto di te. Molto, 10 centimetri abbondanti. E questo nella box, sappiate, guardate, non so se state vedendo, anzi non potete vedere perché non c'è la TV. Cosa c'è? Ma c'ho dei guantoni, ragazzi, ho dei guantoni. Sono i suoi. Ma c'è un altro paio, c'è? No, ne ho portato un paio solo. Solo un paio ne ho portati, porca miseria. Perché? No, perché mi sarebbe piaciuto, anche se radiofonica, una piccola dimostrazione che noi potevamo fare con Marco Baldini. Sicuramente, se ne può mettere uno per uno, sicuramente. Ok, uno per uno. Però, perché tu devi vedere. Tu sei conscio di quello che fai? Sì.
Ora voi direte, ma noi siamo in radio, sta cosa non la possiamo vedere. Invece no, perché questa cosa verrà ripresa adesso da Marco Lui con una sua telecamera, verrà ripresa e noi la manderemo in onda lunedì prossimo. Così i miei eredi sapranno come Però sono. tu, cantatore Vincenzo, tu non devi fare, è lui che deve menare, perché io voglio vedere lui che colpisce e noi faremo sentire per radio il rumore. De che? Tu poi devi colpire una volta sola, ok? L'ultima. Ma sì, divertiamoci. Ma tu ti diverti. Io non vedo l'ora. Io molto meno. Vincenzo, scusa, Subito. così comincia a fare. Io lo farei subito. Intanto vi do i guantoni, un guantone. Destro. Posso intanto Vuoi Ave destro Maria, o grazie a sinistra? pleno, Dominus Decus. Ce l'hai un fucile da caccia forse? Dominus Decus. Allora attenzione, questa lo so che non è una cosa radiofonica. Il ring Ave Maria, è questa grazie zona plena, qui rossa qui davanti, Allora, tu mettiti però in guardia. Dai, Baldini. Allora, signori, è una cosa non prettamente radiofonica. Allora, Vincenzo Cantatore si toglie l'orologio, io commento. Ma io senza cinturone, pistole, niente. Tu solo- così, Baldini, vai, alzati, signori, Baldini. gli occhiali, metti la Baldini. tua. Signori, Baldini si sta già scaldando, in questo momento si scalda. Vincenzo Cantatore che il 22 giugno. No, mettiti la guardia che è la che fai tu anni 30. Dai. Allora attenzione, ecco vediamo Baldini che si sta allenando verso la telecamera. Vincenzo Cantatore si mette al centro del ring. Guarda che braccetto che c'ha Cantatore, oh. Attenzione signori, tutto viene ripreso dalla telecamera lunedì. Attenzione, vai Baldini, ecco che partono, ci siamo. Una cosa radiofonica che non si è mai vista. Vai Baldini, mettiti in posizione, vai. Così, vai, ecco che partono. Incredibile. No, ecco, attenzione, si agguantano, Baldini si agguanta. Cantatore, colpiscilo, ti prego, uno solo, dagliene uno. Ecco, attenzione, vai, ecco, però Baldini gli ha a molla, Guarda Baldini, ragazzi, si difende bene. Ecco Cantatore che tenta di attaccarlo, pum, si butta, stop. Marco Baldini al tappeto. E Baldini combatteva con gli occhiali, ragazzi, Allora lunedì potrete rivedere questa scena, però ce l'hai un po' di guardia, ce l'ha un ma po' di dove? guardia. La guardia medica oggi. Allora senti Vincenzo, se adesso facciamo gli scongiuri, no? Quindi chi vince questo incontro che cosa vince? Chi vince questo incontro diventa campione d'Europa e poi avrà subito la chance mondiale, perché vale anche come semifinale mondiale, visto che io sono numero 2 in classifica mondiale, il mio avversario è numero 3. Quindi il numero 1 chi è? Il numero 1 è un altro pugile che però fa un'altra sigla mondiale, quindi automaticamente chi vince farà direttamente Ma chi è la il sigla numero 1? da Come si WB. chiama? Non mi ricordo. Ma chi se ne frega, non lo conosciamo. Bisogna solo. Certo che veramente, guarda il braccetto che c'ha. No, appunto, 1,86 m, poi. Ecco, sai che nella box è molto importante l'allungo, no, del braccio, Certo, no? Che uno c'è il piccolo braccio come me gli deve È entrare fondamentale È vero? come la distanza, per tenere la distanza. Comunque è molto scomodo incontrare un avversario con le leve lunghe, perché non ti fa mai avvicinare. non ti fa avvicinare. come il tuo avversario di adesso, no? Che è 1,96 m. Lì bisogna lavorare di che cosa? Di tenuta atletica, Agilità, sicuramente di velocità, tocca avvicinarsi e entrare nella guardia e affondare i colpi. E qualche capocciata io la darei. Sì, Mentre l'abito si gira. Scusate, ha visto chi c'è lì? Pum! C'ho due amici calabresi io, se vuoi. Scusa, io vedo che hai dei piccoli segni, no? In giro. Ce n'hai uno sul sopracciglio, qua. Cos'è quella? Una capocciata? Giocando a pallone, sì. Ma dai! Pensa te il pirla che ha voluto litigare con lui dov'è adesso. Ma come giocando a pallone? Giocando a pallone e la cosa divertente per modo di dire, mi sono scontrato con uno della mia stessa squadra. C'è proprio Una cosa incredibile. Ma testa a testa? Testa a testa per un errore suo, 8 punti io e 10 lui. 18 punti in 2, ragazzi. È una cosa devastante. Neanche la Fiorentina ne ha fatti No, tanti. ma che si vede. Si vede. Io ho 2 segni, il naso e questa cicatrice in fronte. Il naso è classico, insomma, tutti i pugili bene o male. Tranne che il mio, perché me lo sono rotto in incidente della moto, quindi. Fantastico. Ma questa è una delle cose più divertenti che abbia mai sentito. nessuno mai uno che abbia vede rotto lui il che naso. ha tutte cicatrici, il naso schiacciato e dice vedi pugilato, invece uno con la moto e quell'altro a calcio. Incredibile. Che ruolo giochi a calcio?
Centravanti. Di sfondamento, per forza che devi fare. Allora Vincenzo, tu stai con noi il 22 giugno, che tra l'altro è il giorno della nostra ultima trasmissione, speriamo di portarti fortuna. Anzi, la particolarità di quell'evento che oltre ad essere al Colosseo ci sarà un parterre, ovvero bordo ring di 2800 posti a pagamento, ma tutto il resto dello spazio sarà completamente gratuito. Come si fa per accedere, per andare? Chi volesse pagare, io ci vado. Chi vuole pagare è scritto sulla locandina, si può rivolgere a www.listticket.it, c'è l'automatica e c'è il numero. Perfetto, allora eccolo qua, 199 109 783 per chiunque volesse. Io sinceramente, perché noi dobbiamo lavorare la sera, poi abbiamo lo spettacolo e quindi non può, però io non ho mai visto un incontro dal vivo. Ti posso assicurare che il rumore di un destro dato quando prendi la mascella c'ha quel rumore sordo che fa male anche a te, che ti fa male, che senti qual è il punto dove fa più male? Il plesso? Quando lo becchi? Sicuramente la mascella, il fegato tantissimo. Il fegato dov'è, scusa? Il dolore vero a destra. È sotto la costola destra, no? Lì arriva sulla lì. Sulla mascella non si sente dolore, come? sul fegato si sente. Come sull'ascella? Sulla mascella. Ma io pensavo, ammazza, come fai a dargli un pugno sull'ascella? È difficile. Devi aspettare che quello si alza, scusa. Secondo il fegato invece è devastante. Domanda, in questo momento il pugile secondo te, chi è il pugile più forte che c'è al mondo in questo momento, a qualsiasi livello? C'è dei pesi, a parte me, dicevo. Ormai come si chiama lì? Il King Kong non c'è più, no? Come bravura che possa comprendere tutte le sigle è Mayweather. Mayweather che ha combattuto con De La Hoya poco tempo fa. Quello con De La Hoya, quello l'ho visto in TV. E invece del passato, penso che non per me nel passato ce ne sono tantissimi, c'è Marvin, Leonard, Marciano. E poi Mohamed, insomma. Mohamed, vabbè, assolutamente. Pungi come una farfalla, com'era? Pungi come un. No, aspetta. Scappa come un antilope. No, ma che schiava. Vola come una farfalla e punge come una. Vola come una farfalla e pungi come un'ape. Il tuo è scappa come un antilope. Esatto. Il nostro motto da Vigliacchetti, quali siamo. Allora, abbiamo una canzone. Dimmi, ci sarà? Ci sarà oltretutto uno spettacolo e sarà presentata tutta quanta la serata da Pino Insegno. Quindi ci fa pure lo spettacolo? Pure. Ma Pino Insegno. Sì, è bello perché diventa un evento proprio spettacolare. Pensa Pino Insegno vestito da americano che fa Living in America, tipo il film. L'hai visto Rocky 6? Sì. Ma sì, un po' triste, un po' troppo triste. Tutti si aspettavano un qualcosa. Lui si leva la dentiera e fa il combattimento. Così fa? Si leva la dentiera? No, però immagino. Pensavo. Ha lasciato un po' di tristezza. Sì. Che poi lui non era male, quando fece il primo Rocky, insomma, gli dava, anche se la tecnica era zero. Sì, perché lo vedo un po' troppo devastante adesso il Rambo che fai. Allora, è vero, scusa, è uscita la notizia, Pino Insegno presenterà però all'americana e si chiamerà Joseph Teacher. Ah sì, Pino Insegno. Che cazzata. Vincenzo, stai con noi perché dopo arriverà Luca Barbarossa arriverà qua. Dopo però. Verrà dopo. E Luca Barbarossa ha detto a me cantatore mi sta sulle balle, l'ho sentito io. Sì, l'ha detto. 2 volte. Quando arriva pensa. Senti cantatore, hai mai fatto il pugno quello della giostra? Sai il pugno, ti ricordi? L'hai fatto? Dove sei arrivato? Ursus, qual è? Sicuramente al massimo. Per forza. Il ricordo brutto che ho di quella cosa è da ragazzino. Non mi dire che ti sei rotta la mano. Mi sono rotta la mano. Giuro. Hai preso il ferro? Ho preso il ferro. Penso sia successo a tutti. Sì, però. Io ho preso il massimo della forza e mi è rientrata una. Non ti dico cosa. Guardate, c'è una Nokia, la famosa canzone Nokia. Non ti dico che è successo a me col toro meccanico. No, ma una meraviglia. Cioè lui c'ha la mano rotta, se l'è fatta alla giostra, il naso rotto e se l'è fatta con la moto. Cos'era? Con la moto. Motocrossa, perché lui. E poi invece i punti in fronte con una capocciata giocando a calcio. Vuoi sapere come mi sono rotto il polso? No, giocando a rugby. Pensavo. Tutti gli sport tranne, però vedi, il pugilato non è uno sport violento. No, in confronto no. Tutti gli altri sì. Se li ha fatti male negli altri sport e mai con il pugilato. Vabbè. Vincenzo, rimani con noi, non c'è. Poi dopo tu ti chiami cantatore, quindi canterai qualcosa. Cosa.
Canterà qualcosa. Sì, una volta già venisti da noi, Sì, una volta sì. Venisti 2 anni fa? Sì. Ti portammo bene? Sì. No, nel senso che non c'è stato l'incontro. Perché? Perché ci sono stati problemi organizzativi. Meno male, no, perché se veramente si perso, era dura recuperare, sarebbe stato difficile. Allora, noi andiamo avanti con la trasmissione perché abbiamo cosa c'è? Sì? Ma dai, una radiopromozione, ci eravamo dimenticati. Vai. Prego. Lo sai che la mappa Italia dei navigatori Telesystem con visualizzazione 2D e 3D contiene oltre 717.000 km di strade e 141.000 punti di interesse, tra cui ristoranti, stazioni di servizio, musei, stazioni ferroviarie e hotel? Telesystem, leader nel mercato del satellite, ha creato un nuovo navigatore portatile, facile, veloce e multimediale. Sul sito telesystem.it aggiornamenti, informazioni e assistenza. Telesystem, tutto il digitale che c'è. Rieccoci, viva Radio 2, via Siago. No, stavo leggendo allora, la lettera della signora di cui parlavamo prima, la signora Giulietta Valentini, che salutiamo, che mi ha scritto una lettera veramente carina, molto carina, signora, ma la ringrazio, è una poesia, però non la voglio leggere perché sennò sono troppi complimenti che mi fa, perché siamo conosciuti, pensi, in una puntata dei Cervelloni. Dategli un microfono. Sasa! Ha lavorato come signora con te in un programma un po' sfigato. Sì, che si chiamavano Gli Spazzolini. Un po' non dimenticate lo spazzolino. Lei mi ricorda dei bei momenti. Sì. E poi abbiamo lavorato ancora. A Super Bowl magari. Che la signora lei faceva. Cervelloni. I cervelloni. No, eri ospite, abbiamo delle cosettine, mi piacerebbe ricordarti. Sa cosa mi fa ridere? L'inizio della poesia. Ciao, sono Giulietta, vecchia figurante Rai, madre di 3 bei maschioni, nonna di 5 nipoti e bisnonna di 2. Incredibile. E insomma, poi fa tanti complimenti, ma leggo l'ultima parola che scrive, perché si vede, donna di spettacolo che ha frequentato studi televisivi, finisce la poesia dicendo tanta merda. Leggi dietro. Dietro. Se davanti c'è scritto tanta merda, dietro. Dietro. Chissà che c'è scritto dietro. Io saluto all'alba. Allora, un'altra poesia, signora, in questo momento di radio che uno sente. Se desideri tenere lontane le preoccupazioni, chiudiamo con la chiusa, fa come Giulietta, che lei vivi un giorno per volta. Che non è una ragione. Signora, grazie. Lei ha fatto un libro pure? Cos'è? No, non ha fatto un libro. Niente. Firmata quella. Tutto firmato, sì. E signora. poi ti ho portato un ricordino, non so se ti farà piacere, ma devi leggere il bigliettino. Quella scatolina, signora, che ti ho dato quando sei entrato. Questa scatolina qua? Questa tutto in diretta, facciamo. Se ti fa piacere. Sì, signora, certo, sa cos'è? Che tante volte la gente dice, ma io non vedo, non sento. No, ma mi fa piacere, sì, amici della radio, guardate, un corno, livelli pazzeschi, un corno rosso che io faccio toccare a Vincenzo Cantatore. Il bigliettino è importante. Dove sta, signora, il bigliettino? Quello piccolo? Biglietto col regalino. Il biglietto, non lo vedo, signore, il bigliettino. In mano. Signora, però. No, quello. Certificato di garanzia. Per quello. No, non è questo. Quello che ho scritto io. Ma il bigliettino che ho scritto io. Signora, mi creda. Il bigliettino. Non piccolo, c'è. E te l'ho dato in mano. Attenzione, Cantatore, stringendo il cornetto, si sloga un dito. Signora, guardi, poi lo cerco perché qui non c'è, Io te l'ho dato in mano. Allora è colpa mia, ha ragione, adesso non mi meni, signore. Lo troverò in qualche modo, guarda, sto sudando freddo. Era importante. Perché ho capito che lei è una molto. Ecco qua. Wish, l'ho trovato. Se ci credi, toccalo, se non ci credi, toccalo. Lo stesso, non si sa mai. Tanta merda. Grazie, signora. Grazie. Allora abbiamo un'intervista, bravo, toccati, perché come sapete da qualche giorno noi siamo in stretto contatto con gli alieni e soprattutto ne abbiamo uno che ormai gira qui per
Viva Radio 2. Ormai è un parente. Ormai è un parente. Sì, andiamo a trovarlo sempre. Nel frattempo mi dicono che Luca Barbarossa è stato fermato alla Guardiola. Hanno pensato che fosse cantatore e l'hanno sfidato. No, gli hanno detto, ma non eri già venuto l'altra volta, che vuoi? Così gli hanno detto. Ti sei sbagliato, capisci? Allora, attenzione, perché l'alieno è già 3 volte che interviene con noi. Ancora grazie Giulietta, veramente. Bene, sentiamo se adesso Fiore va un attimo a vedere se riesce a beccarlo, a intervistarlo. Marco, sono già qua. Ci sei con l'alieno? Sì, allora sono qui già davanti. Sì. Che è successo? È caduto l'alieno? Cosa sa? Stai fermo. Quel microfono, sai dove puoi non ti muovere, perché sono con l'alieno, è pericoloso, non posso muovermi in maniera veloce. Non si sa come la prende. Non capisce che magari che cos'è. Com'è allora? È peggio dell'altra volta, veramente questa palla di pelo con le gambe. Ma sai qual è il problema? Guardalo, eccolo qua, puzza sempre di più. Te credo. È una cosa incredibile. Ma non lo so, come mai? Posso fargli una domanda? Senta, alieno. Ma lei si lava un po'? Dice che si lava ha detto 3 volte a settimana. Vabbè, non è neanche pochissimo. Allora perché puzza così, scusa? Allora perché puzzi così? Ah, ho capito. La loro settimana è fatta di 70 giorni. Dunque, facendo i calcoli, si lava ogni 23 giorni. Questo perché c'è questo tanfo e questo olezzo. Ma se le settimane sono così lunghe, allora come calcolano l'età? Sì. Lo so, tu devi star lì, lo so. Sto spruzzando un po' di cose. Allora, ogni loro anno, com'è il vostro anno? Sì? Fatti vedere mentre parli. Ogni loro anno è fatto di circa 3.360 giorni. Lui dunque? A 4 anni. È il corrispettivo, corrispettivo dei nostri 38 anni, capisci? Sì. Cioè loro calcolano l'età tipo i cani, come i cani. Diciamo che lui ha la stessa età di un barboncino cotonato. Capisci? Scusa, buon alieno. Com'è il clima nel loro pianeta? Un attimo. Aspetta, io te la devo fare lui, era già partito. Ma lo senti tu? Un deficiente. Che com'è? Clima sul vostro pianeta, clima. Dice che sul pianeta Gomitolo piove raramente, ma quando piove nessuno di loro esce di casa. Perché la loro pioggia è radioattiva? No, perché poi dice che tutto il pelo che hanno si bagnano e puzza. Come sono parole sue, Sì. Puzzano come cani rognosi. La iena marcia, ho capito. Sì, è rognoso proprio. Sono dei mammiferi loro, nascono come noi. Rognoso, senta. Siete dei mammiferi voi? Siete dei mammiferi? Sì, ha detto che come posso dirti? Dice che da loro è molto diffuso il parto multiplo. Nascono in tanti, ho capito. Sì, quando nasce la cucciolata che c'è? No, niente, così. Dice che loro, i piccoli, quelli più brutti, li regalano ai vicini di casa. Ho capito. Dice che poi, essendo in possesso di tutti e 2 i sessi, chiunque può allattare i piccoli. E dove hanno le mammelle? Un attimo, dove avete le mammelle? Dice che ce l'hanno in fondo alla schiena. Infatti per loro il detto baciami il culo non è un'offesa, anzi è un gesto materno. Ecco, vedi quando... Senti, però sorge spontanea una domanda. Se da dietro allattano, dove li fanno i loro bisogni? Come? Dove fanno i bisogni? Sì, esatto. Allora dice dal naso. Danno un naso. Sì. Dice che è molto pratico, anche se purtroppo in bagno non possono leggere. Perché? Perché hanno la faccia dentro la tazza. Capisco. Dice Dal naso, vabbè. che il problema vero, sai quando gli viene? Quando sono raffreddati. Grazie all'alieno. Ciao.
Allora, Così. signori, ci siamo quasi, sta per arrivare l'ospite misterioso di oggi. L'ospite misterioso che tutti stavano aspettando, e devo dire, gli dobbiamo dire grazie. Gli dobbiamo dire grazie. Grazie Luca Barbarossa. Ti ricordi che la cantava questa? Frate Cionfoli. Bravo, frate Cionfoli, sei proprio tu. E diceva, ed io ti ho detto tante grazie, sei tu il mio Signore, sei proprio tu, sei proprio tu. No, questo ero solo in mio, scusate, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Signori, è con noi Luca Barbarossa. Siccome sono arrivato adesso ho salutato anche Vincenzo, sì. Vincenzo cantatore, romano come te, romano di Roma. Che bello sentire dire tutte quelle cose belle che avete detto su di me. Sì, vedi, mentre arrivavi. Comunque bene, racconta la telefonata di questa com'è mattina. quella che mi dai una monetina e io attacco a cantare? No, perché tu l'hai raccontato te, hai raccontato te che facevi il cantante da strada, addirittura hanno mandato un messaggio a Viva Radio 2 dicendo io, un signore, diedi dei soldi a Barbarossa e li rivoleva, mi pare. No, sì. Senti, di com'è nata la chiamata stamattina? Stamattina mi hai buttato giù letteralmente dal letto con un abuso di potere, che oramai tu puoi fare quello che Soffiorello, lui ti telefona, Soffiorello può dire quello che vuole. Io ho giocato sull'affetto, gli vogliamo bene tutti, sulla stima e sull'amicizia. Sulla stima ho detto, ti prego, ci hanno dato buca, Luca. Dice, mi ha detto, sai, ci hanno dato buca, allora dicevamo in redazione, ma quando ci danno buca l'altra volta abbiamo chiamato Barbarossa, richiamiamo. Dice, quest'anno chi chiamiamo? Dice, tu che ne pensi? Ha detto, beh, ma grazie, veramente sono onorato io. No. Però quando sei arrivato, che cosa, la prima cosa che ci hai detto cos'è? Scusate, avete qualche tubatura rotta? Sì, qualsiasi cosa. Ma si è sparsa la voce, mi hanno chiamato pure a Santa Maria in Trastevere. Perché? Gli ha dato buca a Bush. Era tutta pronta la festa. Certo, alla trattoria. Avete capito perché chiamiamo sempre Luca Barbarossa? Perché c'ha la battuta pronta. C'ha la battuta pronta. Allora, ma dai, cos'è la maglietta questa? Ma c'è la maglietta dell'incontro, sì, le magliette dell'incontro dell'evento. Ma fighissima, guarda, box campionato d'Europa cantatore Gurov versus contro Gurov, famoso Vain Gurov. 22 giugno Colosseo Roma. Senti, te la senti di fare un incontro col cantatore? Perché lui ma a briscola si farà male sicuro. Se giochi col cantatore a briscola tira un carico e si fa male, perché lui sulla box è tranquillo, perché guarda, lo prende e il resto che è un casino. Stavo guardando il suo braccio e la mia coscia e il braccio di cantatore addirittura. No, ma devo dire che quanto pesi, Vincenzo? 91 ed è 1,86, dunque sì. E altezza? 1,88. Comunque come augurio ti voglio dire questo, cioè Gurov quanto è alto hai detto? 1,97. Fa più rumore quando casca. Bella questa. A Roma si dice così, quando dice ma che sei matto, quello è grosso. Senti Luca, prendi la posizione da cantante. Via. Sei arrivato? Vado. C'è la canzone di Luca Barbarossa che ci piace molto, il suo singolo che passerà su Radio Capital e passerà anche su Radio Italia sulla musica italiana e la metterà pure Kiss Kiss forse e Radio DJ, chi lo sa, perché quelli della nostra generazione, quelli che da ragazzi pensano chissà come sarà il 2000, chissà cosa succederà nel 2000, chissà cosa cambierà nel 2000, non è cambiato niente. Signori, aspettavamo il 2000, Luca Barbarossa dal vivo! 3, 4. Barbarossa a Viva Radio 2. La mia generazione è sopravvissuta perfino al Tuca Tuca e alla guerra fredda, alla moto senza casco, all'avvento della disco, all'arresto di Valpreda. Eravamo convinti che Rivera fosse Dio e che quello di Mina non fosse un addio. La mia generazione è sopravvissuta perfino a Nica Costa e agli anni di piombo, ai decreti delegati, ai servizi deviati, ai sofficini al pongo. Eravamo studenti, ci sentivamo operai, certi
giorni di festa non finivano mai. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato, ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato. Lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso, per ritornare lo stesso. Sempre uguale a se stesso. La mia generazione è sopravvissuta al ritorno nelle sale della commedia italiana, alla fuga dei cervelli, alla P2 di Gelli, alla Banca Vaticana. Siamo stati cattivi negli anni 70. Niente sconti di pena per chi non si accontenta. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato, ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato. E sognavamo la luna, ma qualcosa non ha funzionato. Tu quanto avevi scommesso, cosa hai perso e chi ci ha guadagnato? Lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso, per ritornare lo stesso. Alla chitarra, Antonello! Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato, ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato, per ritornare lo stesso. Sempre uguale a se stesso. Sempre uguale a se stesso. Sempre uguale a se stesso. Grande pezzo, grande pezzo! Grazie! Grande pezzo, grazie! Effetto folla, grazie! Vai, yeah! Effetto folla? Aspetta, non trovo la folla, porca miseria, me l'hanno levata! Hey! You want to find stay home America? You want to think about it, the water gets out of the way, sembra un concerto live di uno che non si sa. Vai, vai, yeah, yeah! You find you inside and then let's give you God when say you all want. You don't see well here no. He wants you out! Hey, hey! Hey, we'll see how you want. Rastaman! Rastaman! Rastaman, vibration! Sono andata a Portofino. Ma scusa, leva la folla, avevo fatto tutto Rastaman, Vibration, no? Everybody, e lui ma no, io mi aspettavo che faceste no, pianofortino. Mi aspettavo, levalo quel pianofortino lì, quella spinotta degli anni dell'Ottocento, c'ha l'effetto spinotto. Perché il confine fra il reggae e lo stornello è sottilissimo. Sì, sono solo le canne di differenza. Sbagliare un accento. È quello. Sembrava, sai chi sembrava? Non lo so, sembrava una pasticca del Re Sole. Sai il Re Sole che sono Orsù, suonatemi la musica, e si divertivano, stavano tutti così. Sì, signore. Tutti quei parrucchioni biondi, sai che non si lavavano, no? Sì, no, assolutamente. A quell'epoca non si lavavano proprio, non si lavavano, mettevano oggi, profumo. Sì. Solo gli alieni. Sali in autobus. Porca si sente ogni tanto. È pieno di vestoli. Luca, sei una cosa di una cattiveria. Vero, meglio soli. Che male, certo. Ma questo è Barbarò, lo sentite Barbarò? C'ha l'anima. Tutto gratis poi. Tutto gratis. Mi chiamate così, tutto gratis. Almeno a Piazza Navona 2 o 3 piotte le rimediamo. Allora, attenzione, sorpresa. Mi collega al telefono, non so con chi mi fanno una sorpresa. Pronto? Pronto?
Chi è? Pronto? Ah, lo so io chi c'è. Chi è? No, chi è lo dico io, chi parla? Peppino. Peppino, ma a quest'ora? Non lo so, sento chiamare, io rispondo, no? Certo, come va? Tutto bene? Ah, benone. Vino com'è? Vino buono, Quello dell'altra volta hai scioccato tutti qua, appena hanno sentito che bevi vino da 16 gradi. Un vino è buono. C'è il vino, lui lo spalma sul pane, Sì, lo sai, è talmente denso che se lo spalma sul pane il vino. Ma certo. che state preparando per mangiare? Abbiamo finito di mangiare. E che mangiaste? In siciliano, dimmelo. Abbiamo mangiato fagiolini con i spaghetti e braciolini arrostiti. Belle. Chi le ha fatte i bracioli? Tu le hai fatte? Dinetta l'ha fatti. Nina? Nina? Sì. No, Nina, tua moglie, no? La moglie, no? La moglie, non sua moglie. La mogliettina. La prende in giro, Nino. Senti, com'è andato questo weekend? Ma discretamente bene. Discretamente bene. Ah, ma sei stata a casa? Sì, ieri c'è stata la festa qui. Che festa? Il Corpus Domini. Corpus Domini. Ah, il Corpus non è latino come motiva, è siciliano. Certo, il Corpus C'è stata la Domini. processione, la festa, musica. C'è la processione, no? C'è stata la processione, sì. E tu ci vai spesso, no? Certo che ci vado. Vabbè, non ti arrabbiare, Peppino. Tu sai che io Lo so. musica ne pazzo. Come? Per la musica io mi faccio ammazzare. Ah, per la musica, perché tu ci vai per la musica o Corpus Domini? Perché è il festival bar. La musica, logico. Ah, perché c'è la banda. Ah, c'è la banda. Quale musica suonano alla banda, Peppino? Quale? Ecco, comincia il disturbo. Non so perché lui è l'unica al mondo con la linea disturbata. Passano degli Peppino? aerei a quest'ora. Quale musica fanno lì? Te ne ricordi qualcuna? Una melodia che me la canti tu? La melodia? Una che fa. Quelle sono marce militari. È tipo? Delle marcette, no? Marce militari al Corpus Domini. Marcette, certo. È tipo? Fammene una. Sono marcette militari. Sì, questa è militarissima. Senti Peppino, da quale telefono mi stai parlando? Dice se tocca il telefono. Sì, tocca il filo del telefono perché si sente male. Tocca il filo. Peggio. Sì. Ma si sente male anche della radio là, dove ce l'ho la radio in cucina. Ah, si sente male? Per forza entra dentro il disturbo il telefono. Prova ad abbassare il volume della radio, prova Peppino. Abbassa il volume della radio, Nina. Abbassa il volume della radio. Non costo. Sì, si sente male prima di telefonare a me. Si sentiva male della radio. Ah, è la frequenza la forse. La trasmissione si sentiva male, malissimo. Sì, vabbè, dillo più. Si sentiva un po' forte, piano, niente. Ho capito. Questa sai di chi è la colpa? Sergio Valsani. Di Bobo Vieri. Ah, Bobo Vieri. Sai perché? Lui da quando Bobo Vieri si è andato all'Inter. Ecco, finito. Sì? No, dice, è un telefono senza fili? No, come se fosse un telefono normale, non di casa. Ma da quando in qua fanno i telefoni senza i fili? È il telefonino. Si comprano a parte, no? Poteva essere un cordless, no? Ah, sì. Peppino? Sì. Senti, purtroppo si sente disturbato, ti dobbiamo richiamare. Per ora no, non si sente bene per ora. No, qui si sente male. Ah, sì? Senti, mia mamma è lì da voi? Mia mamma è lì da voi? E mangiare e andare a casa subito. Insomma, lei mangia e se ne va lì. È già la seconda volta. Va bene, Peppino, sì? ti richiamiamo dopo perché si sente troppo male, veramente. Va bene. Allora, noi abbiamo la pubblicità adesso. Va bene. Allora, mi fai solo quella cosa che mi hai fatto l'altra volta? Perché lui l'altra volta ha fatto il modo di cantare scat che fa Gege Telesforo, quello che fa e lo fa benissimo con la musica. Attenzione Peppino, ti mando la nota, vai. Sì. Via. Ti chiamo dopo Peppino. Ciao. Ciao. Dopo ti chiamo insieme a Mike Buongiorno. Ok?
Se n'è andato. Ha chiuso Lui immediatamente. disturbo. Purtroppo c'è sto telefono, non so c'è che è niente il da fare. problema suo di E quelli grigi proprio di linea. degli Mi anni dicono che 70. abbiamo la pubblicità che se non ci Sì, cacciano via. infatti, Del vai. Bosco è già Sì. lì il nostro direttore generale. Ciao Del Bosco, arriva la pubblicità, eccola. Vai, eccola. Più Citroën C1, più agilità. Più agilità, più tempo libero. Più tempo libero, più appuntamenti. Più appuntamenti, più amici. Citroën C1 è l'unica City Car 5 porte al prezzo della 3 porte, da 6.950 euro, con anticipo zero e paghi dal 2008. E con la calda estate Citroën sul resto della gamma hai il diesel HDI al prezzo del benzina. Solo a giugno. Sole, mare, caldo, uffa. Che si fa? Bisogno di una ricarica, vero? E allora tuffati in Tic Tac Summer e scopri i gusti alla frutta fatti apposta per l'estate. A Serola, Passion Fruit e il nuovissimo gusto mango. L'estate porta il Tic Tac Summer e ti dà un'esplosione di vitalità. Tic Tac Summer, la ricarica della vitamina naturale. Se l'estate è hot, l'inverno sarà Otti. Otti Palazzetti, la nuova stufa pellet tanto piccola quanto potente. Fino al 30 giugno ad un prezzo eccezionale. Solo 1.180 euro, con pellet a prezzo garantito. Otti Palazzetti, ottima per l'inverno. Informati. Charlie 1 a base, non sapete cosa ho scoperto. Passo. Cosa hai scoperto, Charlie 1? Passo. Base, qui si prepara una sfida senza confronti. Il nome in codice è Maxi Sfida. Passo. Maxi Sfida. La Maxi Sfida Opel ti aspetta. Scopri un nuovo modo di guidare con le SP Plus. Oggi Astra C DTI completa di tutto da 14.600 euro, più finanziamento a tasso zero, TAG 1,64. E in più ti regali le SP Plus solo a giugno dai concessionari Opel. Rieccoci. Viva Radio 2, via Asiago, Roma. Viva Radio 2, appena finito questo collegamento con Peppino, ma dopo, gentile richiesta, ci collegheremo di nuovo, vediamo un po' con Peppino se mi sente. E adesso io mi devo guadagnare un culatello. Ah, devi mandare il disco? Sì. Certo. Guadagniamoci il culatello. Se no non mi arriva la. Però noi il disco di Sardella lo mandiamo remixato. Sì. Remixato, perché mandiamo la canzone con diciamo così, mixati dentro i rumori della vita di tutti i giorni. Sì. Ok? Va bene. Signori, Luca Sardella con una canzone meravigliosa che si intitola Tu sei, secondo me, una canzone molto bella. Un capolavoro. Secondo me Adriano Celentano dovrebbe sentire questa canzone, chiamare Luca Sardella e dire: "Uè Luca, dammela". Perché secondo me, guarda, pure cantata da Celentano ha il suo perché. Vai, sentiamola. Sì. Io non lo so come darti il mio amore, se questo lo so. Tu sei l'anima che gioca dentro e mi fa tanto male. Tu sei l'angelo azzurro che arriva, poi piano scompare. Tu sei per me la donna che vorrei. Luca Sardella la sta memorizzando, scusate, Luca Barbarossa. È con te che io prendo il volo. Vedi? Tu sei per me l'azzurro nei giorni miei, la follia nei miei pensieri, anche se con te io annegherei, è quello che io sento dentro me. Ma tu lo sai che io ho fatto sentire questa canzone, la metto vicino alle mie piante? Oh, le piante crescono. Appena canta Sardella, oh! Questo lo so. Tu sei. Avete un ficus benjamin ammalato? Avete piante di rosmarino che appassiscono? La vite non fa il vino? Avete dei gladioli che non vanno più? Fate sentire loro questa canzone di Luca Sardella e si riprenderanno. Per me la donna che vorrei, e in tutti i sogni miei, è con te che io prendo il volo. Tu sei per me
Ah, Battiato, maestro Battiato, buongiorno. Sono Franco. Buongiorno maestro. Ma per favore. Che è successo? Con tutto il rispetto. Va bene, siete una radio, no? Mandiamo le canzoni che ci piacciono, scusi, vabbè, ma voi vi vendete per un culatello. Vabbè, noi ci siamo venduti Una canzone mia non l'avete mai passata, ad esempio. Lei ci manda qualcosa, noi mandiamo anche le canzoni Se sue. mi fosse chiamato Luca Battiato, l'avreste mandato. Sì, mandate solo Luca Sardella, Luca Barbarossa. Ha ragione. Ha ragione, maestro. Ma siete sempre di Viva Radio 2? Certo. Quale gioia per le mie orecchie. Udire le vostre variscenti parole, il vostro rozzo linguaggio mi commuove. Lo sai che trascorrerei ore ad ascoltare le vostre dissertazioni sul nulla? Ah, davvero, maestro? Assolutamente no, cretino. Ecco, appunto. Immaginavo che... Piuttosto che udire la vostra voce, preferirei avere un'otite cronica purulenta, con fuoriuscita di pus dal padiglione auricolare. Pensa come quella che ebbe Scalambro durante la nostra visita allo sciamano Boschimane nel villaggio di Motemelò. Lo conosci? No, ci racconti, maestro. Non conosci Motemelò? No, io non so dov'è io. Allora, Scalambro stava effettuando delle ricerche per un suo saggio, ricerche che ci portarono in mezzo alle tribù dei Boschimani. Il titolo di questo libretto era La flatulenza nella Grecia presocratica. Ho capito, bello. E fu proprio lì, nel villaggio di Motemelò, che Scalambro fu colpito da una particolare forma di otite che solitamente colpisce i pachidermi. Ah, addirittura, raga. Pensa, urlava come una bertuccia del Mekong in calore. Per fortuna lo sciamano gli diede l'antidolorifico Boschimane. Ah, antidolorifico Boschimane, come funziona? Non lo conosci? No. Ah, l'antidolorifico Boschimane è fatto con una pietra del deserto del Kalahari. Sarà una pietra con effetti terapeutici? No, assolutamente no. Lo sciamano sai che cosa fa? Prende la pietra con entrambe le mani e assesta un poderoso colpo sul malleolo del paziente. Ma scusi, ma che razza di antidolorifico è questo? Allora, dopo una botta del genere, il dolore dell'otite è l'ultimo dei problemi. Certo, giustamente. Certo. La famosa terapia Boschimane del dolore scaccia dolore, no? Sì, e poi uno ci pensa due volte prima di scassare la minchia allo sciamano con dolorini inesistenti. Certo. Mario! Dove hai messo il martello somalo? Martello somalo? Ma che roba è? Come è fatto? È fatto da un manico di legno lungo 30 centimetri, a un'estremità è ben fissata una testa di ferro piatta da un lato per permettere di piantare dei chiodi, mentre l'altra è più schiacciata per permettere l'estrazione dei chiodi. Scusi, ma è un martello normale allora? E come minchia volevi che fosse fatto un martello? Non lo so, il martello Ma secondo lei i somali come le piantano i chiodi? Con i gomiti? Che sei cretino? Anzi, sei un cretino in offerta, Scusi, lo sai? che vuol dire cretino in offerta? Che paghi 2 e ne prendi 3. Senta martello, sì maestro, ci scusi per il martello. Senta martello. Una cosa deve dovevo leggere, dire. ma la sbaglia pure, insomma, avanti. Ma lei ci ha abituato sempre a ste forme strane, oggetti bizzarri, non è colpa nostra, lei. Purtroppo a forza di parlare con voi le uniche cose molto strane e particolari dalle forme bizzarre che ho, lo sai cosa sono? No, cosa? I miei coglioni. Grazie al maestro Battiato, sempre colorito. Allora, volevamo dire che tra un po' il nostro tavolo è arrivato il nostro direttore di Radio 2, Sergio Valsania, buongiorno. Che tutte le feste svolta via. Vincenzo, cantatore, vai a vedere. Vincenzo, lui è quelli che si chiamano intellettuali. Sì, famosi intellettuali, quelli che leggono, che sanno tutto. E che... Ho visto che oggi... Ti piace la box? È interessante, da ragazzo seguivo di più, devo dire. Hai visto? Vedi la risposta? Hai letto su Napoleone? Ma hai letto il libro di Pietro Grossi, Pugni? No. E proprio descrive molto bene il mondo della box. Poi c'è stato quel bellissimo film Pugni chiusi, la canzone. No, quello altro. Una carezza in un pugno. Per un pugno di dollari? No, quello $1 Million Baby. Bello quel film. Bello. L'hai visto $1 Million, Vincenzo? Hanno levato il microfono. Più ispirato sull'eutanasia che sul pugilato. Sembra di riflesso, parla principalmente dell'eutanasia. Sì, ma sai, sta cosa sui pugni, sempre pure Cremonesi ha scritto il libro Pugnette si chiama.
E più che sulle canzoni è ispirato sui bagni, vero? Senti, hanno venduto la spada di Napoleone a 5 milioni di euro. Perché c'era una spada Napoleone? Sì. Che tante ce n'aveva. Ma dai, ne hanno venduta un sacco in giro. Ma chi l'ha comprata sta spada? Un pazzo, un collezionista, 5 milioni di euro. Quindi 10 miliardi le vecchie che se ne fa, mo la appenda al muro. Tu finita lì, che deve fare? Gli dici se me la presta che c'ho un culatello che mi ha regalato, che mi ha regalato Sardella, che quasi quasi. Senti. Degli anni 70, no? Della musica, parlo con il nostro direttore Valsania, della musica diciamo folk americana, così, cosa del tipo Crosby, Steele, Nash, perché noi abbiamo Luca Barbarossa che è un jukebox degli anni 70. Su anni 70 americani. Folk, sa tutto. Folk anni 70. Ma canta di folk country o folk? Sì, folk country. Country, folk country. Bellissima. Ti piace? Delle nostre terre del sud, no? Quando stavamo in Alabama a coltivare il tabacco, quelle cose lì. Se mi parli così ti dico anche a fumarti, perché non solo tabacco, però, laggiù nel Montana, fra Mandri e Cowboy. No, il Montana è dall'altra parte. Ma sapete che ho letto da qualche parte che il tabacco fa male, cioè non che della sigaretta faccia male la nicotina, no? Fa male proprio la foglia di tabacco, ho letto, sì? proprio la foglia ho letto questa cosa interessante. Tanto abbiamo smesso di fumare. Quanti di voi hanno smesso di fumare qui? Quelli che hanno smesso, che fumavano e hanno smesso. Guardate, guarda quanti però, quanti fumano ancora? Troppi. Allora sappiate che state rischiando grosso. Sì. Sappiatelo. Ora guardatemi in faccia, non è inutile che vi toccate, sappiate. Ci tocchiamo i maroni. Che quando sentite quel rospettino la mattina, ecco, e quel fischietto, quando fa è la macchina del caffè. Sappiatelo che è lì che sta covando. Siete ancora in tempo. Sì. Potete smettere, dovete smettere. Vi parla padre Fiorello. Lo dovete non per voi stessi, ma per chi vi sta vicino. Certo. Io l'ho capito in ritardo, non sono adesso quello che vuole rompere le palle. La mia donna fuma. Da ex fumatori che rompono a tutti quanti, però vi do questo consiglio da amico fraterno, perché io non mai potevo pensare, forse un domani ricomincerò, non lo so. Non lo metto le mani avanti, che se domani dovessi ricominciare questo, guarda quello prima. Però adesso sono 1 anno e 2 mesi che non fumo e devo dirvi, la vita mi è cambiata da così a così. Vi giuro, da così. Ancora oggi mi fumerei questo mixer. Non mi passate per questo, cioè voi pensate che da 1 anno e 2 mesi ancora c'ho voglia di fumare, cioè voi pensate la forza che ha sta cosa qua, sto vizio, quanto è bastardo, proprio ti entra dentro e non ti salvi più. Vabbè, Luca Barbarossa, sei tu anche tu un ex fumatore, no? Sì, però non è che ho mai fumato tantissimo, a parte a scuola, nei bagni, insomma. Vedete? Poi quando finisce la scuola non si fuma più, la scuola, incredibile, guarda. Luca, cosa ci propone oggi il repertorio? Abbiamo studiato, quindi la sbaglieremo, perché in genere noi facciamo bene quelle che non proviamo. Ventura Highway degli American. Ventura Highway, brano dedicato a Simona, che salutiamo, a Simona Ventura, che salutiamo con affetto. Ciao Simona. 4 anni? Luca Barbarossa. Shouldn't be so grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay, Joe. Some people say this town don't look good as snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the night are stronger than moonshine. You gotta go, I know. The free wind is blowing
Ricordiamo che sta per uscire il CD di Lu. Quando esce il CD intero, il tuo CD intero, dove non c'è purtroppo. Il CD esce in autunno, proprio il CD intero. In autunno? A settembre-ottobre, sì. Quindi noi siamo in anteprima. Siamo in anteprima col singolo che è uscito, aspettavamo il 2000, per fortuna tutte le radio lo stanno mandando, da quando hai cominciato tu, non si è fermato più nessuno. Ma è proprio perché è bella la canzone. Scusate, ma abbiamo delle notizie? Allora, vediamo. Che è successo? Niente, Europa più corta con i treni veloci, Italia tagliata fuori. Berlusconi dichiara: non è vero, noi siamo già corti di nostro. Si è fatto una risata. Cantatore mi dice che un ex fumatore pure lui 4 anni e mezzo ha smesso. Vabbè, è lo sport, no? Lo sport te l'ha richiesto, no? Sì, assolutamente. Poi mi sono accorto che comunque sia già con quello che respiriamo. Parla più vicino. Già con quello che respiriamo, con lo stress della vita comune, con tutto il resto, l'inquinamento, per carità, tutto. Hai provato giovamento? Tantissimo. Sei migliorata a livello fisico? Prestazioni fisiche sono migliorate? Tutte. Valdina, non dire quello che stai per dire. Ho visto la nuvoletta, ho visto il pensiero. L'ho solo pensato. Appena io ho detto prestazioni fisiche, ho visto la nuvoletta, Baldino dico ora parte, ora la dice. Non l'ho detto. Perché tu sei un fumatore, quindi non puoi sapere le tue prestazioni se dovessero migliorare. Non posso dirtelo perché siamo in radio. No, la puoi dire, guarda, la puoi dire tranquillo, dai. Dilla, e su mia moglie? No, ci mancherebbe. Perché sennò io ero già pronto, io ti avrei ucciso proprio diretto. Esatto, l'hai spuntata la coppola, gli hai spuntata. Avanti. Vabbè, senti, ci sono i nostri amici da chiamare. La Calabria non la chiamiamo mai. Senti, però Mike non lo chiamiamo più. Allora, io sceglierei Mike fra la Calabria e Mike. Allora ti posso dire una cosa, guarda che Mike, il fatto che chiamiamo mio cugino, secondo me allora chiami il siciliano, non chiami più me, chiami il siciliano tra voi e della vostra razza vi chiamate tra di voi, certo. No, sai cosa mi dice adesso? Purtroppo mi dice sempre la stessa cosa. Allora, forza, sta uscendo il CD, mi devi dare una royalties, lo sai? Sempre. L'avete vista la pubblicità quella dove lui fa il pizzaiolo? Sì. Che fa ta perché io cosa ho detto? Quella è vera? Quella cosa lì è vera, perché io gli ho detto veramente, Mike, guarda che non è così, 4 stagioni non sono quelle che hai fatto te, e perché io cosa ho fatto? Ho fatto Proviamo a chiamarlo? Dai, proviamo a chiamarlo. Sentiamo. Niente, a quest'ora. No, è dura, forse registra qualche cosa, qualche telepromozione. Sentiamo. Eccolo. Il suono è italiano, non è più inglese. Poi dice Vincenzo Cantatore, l'ho scoperto io. A Sanremo, Allora? Già cominciato con allora. Molto pronto e non rispondete. È molto polemico questo allora. Sei tornato da Londra? Sì, sono tornato e ti devo dire perché non hai più chiamato. Tutti i giorni io interrompevo le riunioni, aspettavo la tua chiamata e non hai mai chiamato. No, non ti abbiamo chiamato solo un giorno, venerdì. No, gli altri giorni nemmeno. No, solo venerdì. Siamo parlati solo No, giovedì ti abbiamo chiamato, eri a Londra, venerdì non ti abbiamo chiamato noi perché siamo andati lunghi, sabato non c'è il programma, domenica non c'è il programma ed eccoci qua. Ti sembra, vedi che ti manchiamo? No, pensavo ti fosse successo qualcosa. No, ma... Non si sa mai, no? E ride. No, Allora, devi sapere che a Londra, dove abitano 150.000 italiani, hai capito? 150.000 italiani conoscono tutti Fiorello e Mike Bongiorno e mi fermavano per la Baldini strada e chiedevano no, Baldini non ancora perché aspettano che cresca un po' di più, è ancora piccolino, quando diventerà Baldoni allora anche lui avrà la sua piccola cornice. È bella che sei, Mike, sei meraviglioso. Senti, allora ti devo dire, devi assolutamente venire a visitare Londra. Sì, guarda, cosa hai visto di bello stavolta? Guarda, intanto ti devo dire, oggigiorno girare per Londra ti sembra quasi di essere in Italia, perché ogni isolato ci sono perlomeno 3-4 o negozi. Quanti ce ne sono negozi? Perlomeno in ogni isolato 3-4 negozi. Il primo numero che ha detto, Mike. Italiani. Quanti? Il primo numero che ha detto qual era? 3 o 4. Ma 3 non l'hai detto bene. No, io dico 3 stretto, è mio figlio che dice 3. Okay. Comunque devi sapere
Ho mangiato ristoranti italiani, si mangia benissimo, la pizza, tutto. Te ne ricordi qualcuno? Vale bene. Poi è una gran città, perché guarda, c'è un'educazione che tu non hai idea. I tassisti poi sono commoventi. Quando tu lo fermi, piangi. Scendono, prendono le valigie, le mettono nel baule, poi quando arrivi le tirano fuori dal baule e te le portano fino all'ascensore, hai capito? Ma senti, ma sono tutti indiani? No, anzi ti dirò, indiani sono a New York soprattutto. Ah, ma a Londra non erano pakistani? No, sono tutti. Anzi, ti devo dire che c'è un clan di tassisti italiani. Ma dai! Sì, difatti io continuavo a parlare in inglese con uno, poi a un certo punto lui mi ha risposto in italiano perfetto. E tu gli hai detto, gente che è emigrata lì negli anni 60 e sono veramente, sembrano inglesi perfetti, e hanno questi taxi bellissimi, ti portano in giro, perciò ti darò l'indirizzo quando andrai a Londra. Io guarda, non vedo l'ora di andare in questa città meravigliosa, dal clima splendido. Ti dirò anche qual è l'albergo per andare. Lo so. Guarda, tu scherzi, guarda che una volta c'era un brutto clima. Ora com'è? Adesso invece, siccome hanno tolto tutti i camini che inquinavano, perché erano quelli che facevano brutto tempo. Il cielo è sempre azzurro, guarda, veramente. Ma pensa te. Ma erano i camini di noi, i famosi cancamini, spazza camin. Ma pensa te, Mike. Senti, adesso ti devo dire una cosa. Hai detto solo tu, Mike, io non ho detto nulla, stiamo aspettando. Io ho ricevuto dalla Sony, come d'accordi le invio il CD. Io ho ascoltato il CD, ma non mi avevi detto che c'ero anch'io dentro questo CD? Mike, aspetta, tu sei... Avanti, parla, discolpati. Cos'è sta storia? Mi hai preso in giro? No, Mike, ascoltami bene. Allora, in questo CD c'è il ringraziamento a Mike Buongiorno. Non c'è niente. Sì, guarda dentro la copertina. Ma cosa c'entra la copertina? Ci dovevano essere, avevi detto, i collegamenti che aspetta, fammi finire di parlare. Mike, I pray you, please. Questo Natale, quando arriverà Natale, ci sarà un CD. Campacavallo ha detto, da te a Natale. Ma sì, perché non potevamo mettere un intervento solo, 2 interventi tuoi. Come 2? Io ne avrò fatti 50. Appunto, quindi noi dobbiamo fare un CD completo solo con te, che si chiamerà, ti dico già il titolo, Il Buongiorno di Viva Radio 2 originale. Sì. E sarà un CD solo con i tuoi interventi, capisci? Solo, e uscirà a Natale, ma lì... Sì, ma questa è una novità. Stai cambiando le carte in tavola. Un po' sì, Mike, io gli direi qualcosa. No, è così, è la verità, è la verità. Non vedo nessuna ragione per la quale io debba venire a fare la parata in veste di zio Sam. Come no? Come no? Tutta Italia, il pubblico ti vuole. E a Natale verrò vestito da Babbo Natale. Mike mi ha chiamato Vincenzo Mollica del TG1 e mi ha detto, allora devo fare il TG1, stavo facendo Mike, devo fare il TG1, ma Mike c'è, perché io se non c'è Mike neanche mi muovo. No, guarda, ti aspettano tutti i TG, Mike, tutti, e la Sarta ha già preparato tutto. Ma vabbè, quando è la data? Il 21? 21? Il 21. Giovedì 21 a che ora? Però aspetta Mike, noi dobbiamo aspettare domani, perché il CD è il numero 1 in classifica su iTunes, è il numero 1 delle compilation. Ci aspetta solo il grande slam, aspettare domani il risultato della classifica. Guarda che se non è in testa la classifica io non vengo. Certo, ci mancherebbe. Cioè noi stiamo rischiando, speriamo allora che oggi comprino il CD più che non posso, almeno oggi. Comunque quello che mi hai mandato è molto bello, meno male. Grazie Mike. Bello. Ma tu vedrai, il tuo è già pronto praticamente. Se vuoi io ti mando anche un CD dimostrativo che ti dimostra che è già pronto. Sai quante telefonate abbiamo fatto? Perché hai detto dimostrativo che ti dimostra? No. È una cacofonia. Cacofonia. È una cacofonia. Senti Michael, tu lo sai che ogni tanto io chiamo mio cugino, vero? Dove? Lo chiamo in onda, in diretta, un mio cugino che ha circa 70 anni di età, per ragazzo rispetto a te. E allora? Che è siciliano e di Letoiani. Dimmi bambino. No, ti voleva salutare, si chiama Peppino. Peppino? Sì. Dov'è Peppino? Un attimo. Peppino! Sì?
Ti presento Mike. Benissimo. Molti auguroni ti devo dire. No, ti sente. Sì, mi sente? Sì, Mike, sì. Sì, ti sento. Sì. Ma Fiorello, non sapevo che avevi dei parenti veneti. È di Letoianni. C'è attenzione che si sente il numero. Telecom Sicilia. Attenzione che si sente il numero, Peppino. Levatemi Peppino. Purtroppo Peppino, quando chiama qui in radio, gli amici suoi lo chiamano contemporaneamente con la chiamata urgente. Ma esiste ancora la chiamata urgente? Sì. Cioè, quella lì. Ah, ok. Io non pensavo. Ecco, Telecom sempre. Levato che sta dando il numero. Mike. Purtroppo. Sembravi tu siciliano in questo momento. Siciliano su. Peppino? Sì. Parla in siciliano con Mike che ti capisce. Mike, come stai? Bene. Mike. E Bossia come sta? Vieni in Sicilia? Probabilmente, chissà, presto. Vieni in Sicilia, vieni. Sì, ma dove vengo a trovare? trovarti? Di presenza. A Letoianni? Sì. Va bene. Ok, ti saluto. Senti, volevo dire... Sì. Ciao Peppino, ti ha salutato. T'ho salutato anch'io. Ok. Ho seguito, mentre ero lì un pomeriggio, le corse dei cavalli. Ma dai, chi ha vinto? Franchi? Chi ha vinto? Franchi Dettori? Guarda, no, lui ha vinto l'ultimo Gran Premio, ma adesso quel giorno lì che ho guardato non correva. Ma comunque volevo dire, è uno spettacolo vedere. Lo so. Decine di migliaia di spettatori. Tutti eleganti. Ma è una cosa incredibile. Guarda, un ordine. Ma tu come ti sei vestito, Mike? Sempre un personaggio che qui non ce l'hanno, non so come mai. Un personaggio molto strano che dà i consigli per scommettere. Come no? C'è in Italia, Non ci sono durante la corsa, prima della corsa? Non ci sono? Non c'è qui in Italia. È lì che non c'è. Allora, all'inizio di ogni corsa, 5 minuti prima, c'è questo strano personaggio, che veramente è un personaggio, che dà Mike, hai detto c'è questo strano personaggio, Mike? E poi alla fine dice, io ho scelto questo per me, però voi poi se non vincete non prendetevela. Ho capito, ma ti volevo dire che tu hai detto c'è un personaggio che è uno strano personaggio, posso dirti che è una cacofonia? Sì. Si vendica subito. Tu fai molte cacofonie anche tu? Ho voglia cacofonie qua, Mike. Senti Mike, è sempre veramente un piacere sentirti, lo sai? Sì. Ecco, bravo. Adesso però sono già 7 minuti che pago il conto. Esatto. Sei contento del Napoli? Sì, molto. E il Genoa? Napoli che il Genova erano due squadroni che meritavano di andare. Poi la cosa bella è che ha vinto lì la Formula 1. Hamilton. Sì, tanto bravo. Mi ha fatto commozione. Purtroppo a Ferrari non riusciamo a... ieri era una giornata vedremo. Adesso a Indianapolis la prossima domenica probabilmente si rifaranno. Ma Mike, ti devo fare l'ultima domanda, perché qui presente in studio con noi, e non hai sentito perché è un tipo un po' taciturno, lui è un campione di pugilato. Tu ti interessi un po' di pugilato? Figurati, facevo tutte le telecronache di pugilato io da New York. Allora, lui si chiama, non so se lo conosci, Vincenzo Cantatore. In inglese singer. Conosci? Sì. Cantatore, sì, ma è uno che sul palco, cioè sul ring, quando dà i pugni canta. Battutona di Mike! Combatterà contro un russo il 22 giugno del 2007 che si chiama Gurov per i pesi massimi leggeri. Ma dove? A Roma, al Colosseo. Ho capito. Gli vuoi fare gli in bocca al lupo? Ma certo, in bocca al lupo, mi raccomando. In diretta in TV anche su Rai 2? Lo seguirò. Lo seguirai? Sì. Tu cosa sai di pugilato? Sai come si chiamano i pugni? C'è il diretto? Io? Ma caro mio, ti ho detto che io da New York facevo tutte le telecronache dei grandi incontri di pugilato. Tipo, ricordamane uno. Se tu chiedi a Rai 3, ogni tanto trasmettono delle mie telecronache di allora. Ma lo stai dicendo veramente? Sì, no. Ma ti ricordi qualche incontro? Ti ricordi qualche incontro particolare? L'ultimo che hanno trasmesso era di Joe Walcott. Walcott? Sì. Walcott. Joe Walcott contro? Godzilla. Credo che era contro Joe Louis.
Joe Louis. E tu facevi gancio sinistro diretto al mento, certo, quelle cose. E dicevi anche quelle parole, il jab, di quelle robe. Sì, certo, knockout. E il jab qual è il jab? Jab è quello da sotto verso l'alto. No, quello è uppercut. Quello è l'uppercut. Giusto, l'uppercut. Jab è di fianco. Jab è di fianco. Senti, adesso mi devi lasciare andare perché devo andare a fare le registrazioni. Ok, oggi Mike, buon lavoro e ricordiamo che il 21 sarai con noi in via Asiago. Adesso ci penso. No, Mike, ti prego. Dai, tutta Italia ti vuole. Ti vuole tutta Italia. Mike, figurati, buongiorno. C'è ancora? È andato. No, è andato. Sai qual è stato? Te lo ricordi il primo incontro che fece Mike? No. Davide contro Golia. Che scemo che sei. Allora abbiamo così concluso. Sì. Luca, hai cantato poco oggi, porca miseria. Come mai? Ci siamo messi a parlare. C'era cantatore. A chiacchierare, ci siamo messi. No, messo un pezzo. Spostati? Sì, come no? Ne stavamo parlando. Perché non fa un pezzo, Luca? Guarda, c'è del sarcasmo. Posso dire? No, c'è un po' di sarcasmo. Allora, posso dirti una cosa? Luca c'è una canzone che ha scritto, leggevo il testo che lui ha scritto negli anni '80, ma se aggiungessimo iPod, telefonino e computer, queste tre cose. Telefonino c'è. C'è già. Telefono in macchina. Telefono in macchina. La cosa cosa più moderna della canzone è il telefono in macchina, ma parla un po' una volta si chiamavano yuppies e oggi ci sono ancora uguali, alla stessa maniera. Vogliamo chiudere con questa, Luca, un pezzettino. Vai. Sentite questa canzone, si intitola Yuppies, l'ha scritta Barbarossa credo nell'88. Sentite e seguite il testo. Luca Barbarossa, Yuppies. Yes, man. Yuppies. Amici ascoltatori, Yuppies. Ci sei? Sì, ci siamo. Ecco. 1, 2, 3, 4. Se la ricordate? No, se la ricordano. Hanno la macchina col telefono ed un orologio d'oro, la brillantina nei capelli e parlano di lavoro. La notte puoi trovarli in discoteca sorridenti, con la bottiglia nel secchiello e delle donne appariscenti. Sono i figli di quest'Italia un po' americana, sempre meno contadini, sempre più figli di puttana. Giovani rampanti, intraprendenti, fanno passi da giganti nei debutti in società, sempre pronti ad ogni avvenimento. Ho un appartamento in centro, tanto poi paga papà. Hanno la macchina col telefono, le iniziali sul taschino, quando sono di buon umore l'orologio sul polsino. Opportunisti come i gatti, sempre a caccia di sorprese. Sono yuppies oppure yuppies per chi mastica l'inglese. Sono i figli di quest'Italia che va di corsa, toglie i soldi dal materasso e li sputtana tutti in borsa. Sono i figli di quest'Italia così vincente, che nella testa già l'Europa e nel sedere il Medio Oriente. Sono i figli di quest'Italia un po' paesana, sì, ma tutte figlie e mamma e della canzone napoletana. Luca Barbarossa, viva la 2. Volevamo fare gli auguri, facciamo gli auguri, devo dire tre cose prima di chiudere serie, serie. Allora, una, dobbiamo fare gli auguri a tutti gli studenti che sono impegnati negli esami, tra cui Olivia, la nostra figlia Olivia, che oggi ha gli esami di terza media, oggi c'è stato il compito di italiano, quindi domani poi ci sarà, credo, matematica, non vorrei sbagliare, sono quelle toste, quindi sono tantissimi gli studenti. Allora, qui ci è arrivato anche un fax addirittura per una scommessa che noi non avremmo mai fatto gli auguri ad Alessandro e Pamela, che domani hanno l'esame di fisiopatologia e quindi noi gli facciamo gli in bocca al lupo. Sì. Poi un'altra cosa mi sentivo di farla, un applauso alla memoria di un ragazzo che ha tenuto banco sui giornali, avete sicuramente letto di questo ragazzo Ivan Rossi che è morto per salvare la vita delle persone, si è buttato in acqua. Siccome era un animatore di villaggio turistico, io mi sento ancora un animatore, mi sento della categoria, quindi mi sentivo proprio di fare, per ricordarlo, questo ragazzo, anche se noi non lo conosciamo, però gli facciamo un applauso perché ha dimostrato che l'altruismo
la forma più grande di altruismo, ha salvato delle persone e purtroppo c'è rimasto lui, quindi noi lo ricordiamo, sicuramente i suoi amici e i suoi familiari saranno contenti di questo. Si chiamava Ivan Rossi, ancora un applauso. Ciao Ivan. Bene, noi chiudiamo con Cantatore, ricordiamo ancora Cantatore 22 giugno, come si dice in questi casi? In bocca al lupo, sì, sicuramente. In bocca al lupo, che tu possa sfrantumare Gurov, che come dice Luca Barbarossa, bello grosso, fa più rumore quando cade. Benissimo, grazie anche a Luca Barbarossa, ormai l'amico fedele di Viva Radio 2. Proprio qui direttamente. E ringraziamo l'orchestra, il maestro Cremonesi, tutti gli autori, i tecnici e Marina Mancini che è tornata. Auguri! E Donatella Dottavio! Ciao! Grazie! E Roberto Podio! Telesystem vi ringrazia per l'ascolto di Viva Radio 2.